con mister Fabio Luciani al termine della sconfitta per il 6-0 della sua Tevere Remo sul campo della Nord-Ovest. Non era una partita facile, lo sapevate, preparata come l'avete giocata nel primo tempo, molto accorta, difensiva, siete stati ordinati. Poi nel secondo tempo non ha funzionato, diciamo, la cerniera dopo il primo gol di Santos Núñez e vi siete aperti come era chiaro che fosse, avete subito tutti gli altri, però forse è più pesante di quello che vi aspettavate con quel punteggio. Beh, innanzitutto secondo me il punteggio è largamente immeritato per quello che si è visto in campo, perché comunque al di là del divario che c'è di partenza sapevamo che era una partita, diciamo, proibitiva, perché hanno questi 4 giocatori che sono di un'altra categoria. Però per quello che si è visto in campo la mia squadra ha risposto botta, ha tenuto il campo bene e ha avuto anche le sue occasioni. Nel secondo tempo abbiamo preso 2 incroci, un palo, il portiere loro ha fatto belle parate, quindi nonostante abbiamo subito, secondo me il punteggio è molto molto severo, quindi faccio i complimenti a loro, ma sapevo che era una squadra di fenomeni, ma faccio veramente i complimenti ai miei perché gli avevo chiesto una prova d'orgoglio e in questo mi hanno risposto alla grande, sono stati commoventi, ci mancava mezza squadra, tant'è che mi sono dovuto mettere la maglietta io, cosa che non avrei mai voluto fare, e hanno dato tutto quello che potevano dare. Il secondo tempo sì, c'è stato il gol di Santos Núñez che ha diciamo, aperto un po' le danze, e poi c'è stata quell'espulsione secondo me un po' severa. Noi già avevamo 5 giocatori di movimento e quella doppia ammonizione, il gol susseguente ha un po' spaccato la partita, però per il resto è stata una grande gara. In generale aver giocato contro giocatori di questo livello, aver fatto comunque una partita di concentrazione sulle loro linee di passaggio, sui loro cambi di fronte, anche sulle loro rotazioni in panchina, può farvi fare una maturazione in più rispetto a quella che già avete fatto col passaggio di categoria rispetto alla scorsa stagione? Cioè sono test importanti per poi riportare le verifiche di oggi già a partire dalla prossima di regular season, dalla assolutamente sì, perché hai detto una cosa molto interessante, queste sono verifiche importanti, questi ragazzi comunque sono al secondo anno di calcio a 5 e questo è un calcio a 5 anche diverso, perché questo si avvicina molto al calcio a 5 d'elite, quello che praticano questi giocatori con continui tagli, mezzi tagli, contromovimenti, scarichi, quindi te li trovi dappertutto. Un alto possesso palla, un grande ritmo, grande qualità, e devo dire che comunque spero che questo test serva per il campionato, dove giochiamo magari con squadre diciamo più alla nostra portata, e ci siamo resi conto che quando comunque siamo concentrati, quando non ci disuniamo, quando facciamo quello che sappiamo fare e teniamo un po' di equilibrio e un'identità di squadra, possiamo essere una squadra rognosa, e se poi recuperiamo qualche giocatore, perché in questo momento veramente la coperta è troppo corta, possiamo fare un buon campionato. Complimenti alla franchezza e in bocca al lupo a mister In bocca Fabio al lupo a Luciani. te, ciao.